Il dolore silenzioso della mamma che non ha mai lasciato la bara del figlio, accompagnata dagli altri due figli, la mamma di Marco Cossi ha preso parte al funerale del 47enne massacrato a coltellate lo scorso 19 aprile in via Isonzo a Padova. Nella chiesa di San Bartolomeo a Tencarolla di Selvazzano Dentro l'addio con gli amici che l'avevano conosciuto nel corso degli anni. Il parroco che ha officiato la cerimonia si è soffermato sulla crudeltà dell'efferato omicidio, ma ha ricordato come tanto dolore e tanta violenza ora si siano trasformati in pietà, compassione e devozione. Dopo l'omelia ha preso la parola a nome della famiglia il fratello Stefano, che ha ringraziato commosso quanti in questi giorni hanno voluto ricordare Marco. La frase che ho sentito ripetere più spesso è stata: era un gigante l'uomo. Era così. Marco oggi non è più qui con noi, ma tutto il bene che ha lasciato continuerà a vivere. Ciao Marco, per tutti noi continuerai a esserci sempre. Marco Cossi, originario di Latisana, è stato massacrato con oltre 15 coltellate da Samuele Donadello, il socio con cui stava per avviare un'attività di food truck. L'uomo ora si trova in carcere dopo aver confessato il delitto, mentre proseguono le indagini per verificare il movente e ritrovare l'arma. Al termine del funerale, il saluto degli amici con un lungo applauso fuori dalla chiesa.